te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima Adunata Nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della Dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Progettava il sequestro da almeno 2 anni, da quando non aveva potuto dare un esame all'università perché non aveva pagato le tasse. Nicola Garbino, reo confesso del delitto di Silvia Gobbato, la praticante avvocato uccisa il 17 settembre 2013 mentre faceva jogging lungo l'ippovia del Cormor, aveva fatto già almeno 2 tentativi di sequestro. A rivelare i precedenti è stato lo stesso Garbino, studente fuori corso di ingegneria, 37 anni, che ne ha parlato con lo psichiatra Vittorino Andreoli, incaricato della perizia per la procura di Udine. Il giorno dell'omicidio l'uomo era determinato a portare a termine il piano perché il 21 settembre avrebbe dovuto andare al matrimonio di una cugina e avrebbe voluto dimostrare a tutti di essere in grado di cambiare vita. Voleva attuare un sequestro lampo e ottenere 50.000 euro per affrancarsi dalla famiglia andando a vivere a Padova. Lo psichiatra ha riconosciuto Garbino pienamente capace di intendere e volere, oltre che di stare in giudizio, privo di una patologia mentale significativa. L'imputato sarà sottoposto a una nuova perizia nella forma della consulenza tecnica d'ufficio, a cui la difesa ha condizionato il rito abbreviato. Un uomo di 30 anni, Francesco Dessì di Prata di Pordenone, è morto e sua figlia di 5 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Bevazzana di San Michele al Tagliamento. Per causa al vaglio dei carabinieri, l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura mentre stava affrontando una rotonda che porta alla località balneare di Bibione, finendo contro un palo e morendo sul colpo. La figlioletta è stata trasferita in elicottero a Padova. Meno preoccupanti le ferite riportate dalla moglie, ricoverata all'ospedale di Portogruaro. 5 arresti, perquisizioni domiciliari e sequestri sono stati effettuati all'alba di oggi nell'ambito di un'operazione della squadra mobile di Pordenone che ha permesso di smantellare una banda dedita al furto di rame nei cimiteri. L'indagine ha decapitato una banda di romeni e italiani, responsabili di furti di coperture in rame in 25 cimiteri in provincia di Pordenone, Udine, Venezia, Treviso, Padova e Vicenza. I carabinieri del comando provinciale di Udine hanno arrestato gli autori della rapina alla banca di credito cooperativo di Manzano dello scorso 3 aprile. Quel giorno, poco dopo mezzogiorno, 2 uomini col volto coperto e da un passamontagna armati di pistola avevano fatto irruzione nella filiale di Via Roma. Nella banca, in quel momento, una decina di clienti e altrettanti dipendenti, nessuno dei quali era rimasto ferito o contuso. Tutto si è svolto in pochissimi minuti, tanto che chi stava seduto negli uffici poco distanti dalle casse non si era quasi accorto di quanto accaduto. Il bottino è stato di circa 10.000 euro. Potrebbe finire davanti al TAR il contenzioso tra il Comune e l'Udinese Calcio per l'affitto dello Stadio Friuli. L'amministrazione ha chiesto al club un arretrato di circa 900.000 euro di canoni d'affitto non pagati dal 1 luglio 2010 al 28 marzo 2013. La società vuole però che siano considerate le spese sostenute per migliorare le strutture dell'impianto, che dal 2008 ad oggi ammontano a diversi milioni di euro, di cui 3 milioni puntualmente documentati e rendicontati al Comune. Secondo quanto ha detto l'Udinese in una nota, il contenzioso sul calcolo delle spese compensabili, continua il comunicato, nasce da una contestazione da parte di un dirigente comunale sulle procedure di esecuzione delle opere. Contestazione dunque sulla forma e non certo sulla sostanza. Udinese Calcio, ritenendo di aver agito nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di lavori pubblici, conclude la società, ricorrerà al Tribunale amministrativo regionale avverso il provvedimento del Comune per far valere le proprie ragioni, non prima però di aver esperito un ulteriore tentativo di conciliazione con l'amministrazione comunale stessa. Per il nuovo stadio Friuli, in via di realizzazione, la società ha invece già firmato la convenzione con il Comune.
Esiste un Friuli generoso che fa della solidarietà un suo cavallo di battaglia. La prova inconfutabile se n'è avuta giorni fa, quando il comitato di beneficenza, Amici di Federico, ha organizzato la quinta cena del cuore, che ha visto la straordinaria partecipazione di oltre 400 persone. L'intero ricavato è stato devoluto in beneficenza, come accaduto nelle 4 edizioni precedenti. Il comitato Amici di Federico è stato costituito il 28 novembre 2008 su iniziativa di Valentino Listuzzi, il quale ha avuto la brillante idea di inventarsi nel 2010 la prima cena del cuore, con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare le ingenti spese cui andava incontro a famiglia di Federico Sedmak, bambino di Villa Vicentina affetto sin dalla nascita da un ganglioma maligno, tumore cerebrale. L'unica possibilità per potersi curare, nel tentativo di sconfiggere la terribile malattia, era rappresentata da una cura da effettuarsi all'estero, e così Federico si è potuto recare in una clinica specializzata di Parigi, dove, combattendo come un leone con l'aiuto della famiglia e sentendo la presenza di numerosi amici, ora, compiuti 11 anni, i miglioramenti sono sensibili e gli permettono di vivere una nuova vita. Alla luce del successo ottenuto di quella serata, grazie alla sensibilità e generosità di molti, il Comitato ha voluto continuare nell'iniziativa, offrendo il proprio sostegno finanziario ad altri bambini, le cui famiglie mai da sole avrebbero potuto farvi carico. E così si è giunti nelle 4 edizioni precedenti alla raccolta della ragguardevole somma di 74.655 euro, interamente devoluti a famiglie con bambini, ma anche adulti affetti da gravi malattie degenerative, residenti non solo nella nostra regione, ma anche nel vicino Veneto. Tra i partecipanti alla serata Lorenzo Buffon, portiere della Nazionale e del Milan, Inter e Genoa a cavallo degli anni 50 e 60. La Carnia e la sua filiera, come un grande parco agroalimentare, un incrocio virtuoso fra produzione, distribuzione e ristorazione a tutto vantaggio del turismo e della promozione del territorio. Carnia Food Design, il progetto finanziato da Euroleader e ideato dalla cooperativa Kramars nell'ambito del programma di sviluppo rurale della regione Friuli Venezia Giulia, è concepito come un volano di valorizzazione delle risorse agroalimentari e delle tipicità della Carnia. È un percorso a tappe che ruota attorno alla cucina carnica, alla sua fantasiosa stagionalità e alla sua genuina attualità. E proprio per questo Carnia Food Design, realizzato su coordinamento e direzione scientifica a cura di Slow Food Friuli Venezia Giulia, non poteva prescindere dall'omaggio a una figura chiave fra tradizione e innovazione del gusto, ossia il grande chef Gianni Cosetti, profeta della rivisitazione dei piatti storici della Carnia nel suo ristorante a Roma, appunto di Tolmezzo, che nel corso della lunghissima carriera ha riletto con rispettosa consapevolezza delle loro radici, ma al tempo stesso con la capacità di evolvere in chiave moderna le ricette e le pietanze consegnate nel nostro tempo, quello che si cucinava appunto in Carnia. Da queste premesse nasce il premio Gianni Cosetti all'innovazione e tradizione gastronomica, che nell'ambito di Carnia Food Design verrà assegnato nell'autunno di quest'anno da una giuria di cui fanno parte anche la figlia di Gianni, Anna Cosetti, e Giorgio Dri, vicepresidente di Slow Food Friuli Venezia Giulia, e molti altri. Carnia Food Design prende avvio nei mesi di luglio e agosto con il censimento delle tipicità dell'area della Carnia. Nei mesi di settembre e ottobre Carnia Food Design si aprirà alla formazione attraverso laboratori tematici promossi per favorire la sperimentazione nella cucina tradizionale carnica. Gli stage saranno rivolti sia a chef professionisti che a personale di sala o a semplici casalinghe che desiderano imparare a narrare le pietanze, la storia, i luoghi di origine degli ingredienti, gli abbinamenti dei colori e dei sapori, ma anche utilizzare le moderne tecnologie per la narrazione dei piatti. Questi campionati europei Under 20 femminili possiamo capire che Udine può ospitare manifestazioni di grandissima levatura come questa, con tanta gente che viene appunto da tutta Europa. È sempre più quindi Udine città internazionale. Beh sì, è molto bello, tra l'altro è stata anche una grande emozione, una bella vittoria, affermazione quella dell'Italia, e queste strutture che abbiamo a Udine si prestano per la loro flessibilità, in particolare questo Pala Indoor ha ospitato anche dei campionati a livello internazionale di scherma, e adesso ho visto che anche molto bene si presta proprio per ospitare anche delle competizioni di basket, quindi sempre di più Udine si candida a essere uno spazio per lo sport, una città dello sport, ma anche e soprattutto lo sport giovanile. Anche perché queste manifestazioni portano poi anche
gente, quindi guardano la città, la vedono, il turismo insomma anche della città. Beh, è chiaro che qui gli atleti vengono con tutte le famiglie e dunque poi dopo questo ha anche una valenza che va al di là del mero fatto sportivo, perché appunto sono delle occasioni per far conoscere la città, per far conoscere tutti i dintorni e dunque promuovere anche il turismo. Spagna-Francia, lei tifa per qualcuno? Visto che c'è la finale Spagna-Francia. Ma io penso che sia comunque una gran bella competizione, certamente le spagnole sono campionesse uscenti e quindi probabilmente sono le favorite. Allora il Crottolino Milazzo che porta al terzo posto questa tua squadra, questa nazionale. Anche con gli ultimi tiri liberi, per ormai quasi quasi ce l'avete fatta, quindi terzi. Sì, è stata una bella partita, alla fine non entrava più la palla, non riuscivamo più a segnare, però con il cuore, con tutto quello che avevamo siamo riuscite a portare a casa la partita. La nostra Peresson, la nostra regionale, è andata anche per te, è andata bene, insomma questo europeo. Abbiamo vinto, questo è ciò che conta, cazzo. Però, ecco, con le tue prestazioni insomma hai anche tirato fuori una partita. Abbiamo vinto di squadra, nessuna prestazione personale, siamo una grandissima squadra! Una grandissima squadra! Grande squadra! A tutto lo staff, dedicato a tutto lo staff che ci ha sempre supportato e a questo grande gruppo. Supportato Viano, perché in questo lungo mese ha supportato. Questo lungo mese e mezzo a Udine, Sì, però ci siamo divertite. È stato un bel raduno, non è pesato per niente. Ci siamo allenate perché avevamo uno scopo, un obiettivo e alla fine il lavoro paga. Un po' di riposo e poi la Serie A. Sì, adesso sì. Adesso meritato riposo e poi si inizia carica e pieni di entusiasmo. E volevo dedicare questa vittoria alla mia famiglia e soprattutto a mia sorella. Grazie. Inaugurazione della strada che da Porzius porta ad Attimis, qual è l'impegno della provincia in tal senso e perché era così importante intervenire in questo posto? Importante perché siamo in una piccola comunità che è quella di Porzius, pochi abitanti, però un luogo bellissimo, c'è anche molta storia qui, oltre a questo piccolo santuario che ricorda l'apparizione della Madonna in questo luogo. Siamo vicini alle Malghe, le Malghe di Porzius che sono un monumento nazionale e tra l'altro saranno oggetto di lavori anche le Malghe perché abbiamo ottenuto un contributo da parte di Roma, ma questa strada, ripeto, oltre a permettere alla gente che vive qua su di comunicare con il fondovalle, quindi con Attimis in particolare, poi con tutta la pianura friulana in maniera facile, semplice e sicura soprattutto, dà la possibilità di cogliere questi luoghi anche con altri mezzi, no? Ad esempio la bicicletta, ci sono moltissimi cicloturisti che salgono lungo questa strada perché è una strada molto calma, quieta, nel senso che non c'è traffico e quindi permette a chi è appassionato di bicicletta di salire, fare una bella salita anche con una bella pendenza e quindi provare anche un'emozione sotto l'aspetto ciclistico. Ma ripeto, l'importante era dare alla comunità, alla gente che vive qua su, la gente di Porzius, una strada che fosse all'altezza del nome di strada, cioè permettere la comunicazione con il fondovalle in maniera sicura. A livello finanziario qual è stato l'intervento della provincia? Sono 700.000 gli euro spesi per 6,5 km di strada, ha lavorato molto bene l'impresa e anche la spesa, tra virgolette, è stata contenuta perché siamo riusciti a fare una bella strada utilizzando anche pochi soldi. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per mercoledì 16 luglio. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio sui monti cielo variabile con la possibilità di qualche rovescio temporale, più probabile verso il Cadore. In pianura farà caldo, ma non è da escludere la possibilità di qualche isolato temporale verso sera.
e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.